In Pasticciò è un paese di montagna, donc a mia gioventù è stata, eravamo tre masci con la mamma, era una vita, non c'era mica acqua in casa, ci voleva andare, lui arga la portare, si vese, a scaldare l'acqua. Era una vita un po', una zitellina che oggi zitelli oggi, la sa nemica, la riconoscerà neanche. E ciò che non raccontiamo qui, a credere, la pone mica a credere, ciò che era la vita in questi paesi di montagna. Donc, a Mezzitellina si passava a scuola, ci siamo andati poco, perché ci voleva la mattina a cacciare le capre, andare a farle mangiare, a mungere la sera. Donc, era un po', a scuola era un po' duro. Donc io a 11 anni sono parlato in Neaccio, perché mamma ha trovato lavoro in Neaccio e in paese era un po' duro, donc siamo parlati a stare in Neaccio in 1953. Dopo la guerra, in 1945, in 1950, in paese mi ho conosciuto l'etichetta alle pizzerie, andavamo con l'etichetto, c'era in paese scambiamo un litro d'olio contro un chilo di farina, di castagnina, perché non c'era mica altro da fare, c'era la farina castagnina. E bon, questa è stata tutta la mia gioventù, che si è passata in Pasticciolo, era questa qui. Dopo un Neaccio, bon, è stata un'altra storia, ma una foto che mi resta è di mia nonna accanto al sillone, in mezzo a pezzo, c'è la rata con le castagne, i vicatelli che pendono, a catena, hanno poco. Ma ciò che mi è restato, questa foto di mia nonna, vestita nero, sempre con il filtro del caffè, accanto a poco, un filtro, un maglione blu, o verde, un colore, con il caffè caldo, 24 ore sopra 24. E questa è una foto che mi resta, del sillone, soprattutto, che mi resta questa qui. Regretto, non si può mica avere troppo regretti perché c'è stato un progresso. Adesso tutto è scambiato perché in Pasticciolo, dicembre, gennaio, febbraio c'era sempre la neve, c'era il freddo. Ma ricordo c'erano i candeli che pendivano il tetto, andavamo a sciappare andando a scuola con la sto. Ah va, ci ho sciappato, poi chiamato un bottone, tutto, Ma innanzi era duro il paese, ma c'era tutta questa amicizia, c'era tutta questa accolta che veniva, che oggi non si ritrova più, non c'è più, non esiste più la Corsica. Non è più istinto della Corsica, perché non sono mica cattivi, non è mica, sono nati in un'altra società, sono nati in un'altra cultura. Di lavorare, perché più non mi travagliavo io.